Il titolo del mio progetto è Nutri-Mente, per un equilibrio tra nutrizione e mente. L'obiettivo di questo mio progetto è un'azione preventiva e di consulenza psicologica nei casi di sovrappeso, obesità, ma anche stili alimentari scorretti di tipo restrittivo. L'innovazione. Allora, secondo me l'innovazione è considerare l'importanza dei fattori psicologici ed emotivi sottostanti l'assunzione di cibo. E la figura dello psicologo è una figura molto importante che può lavorare sull'autoefficacia della persona e sulla consapevolezza emotiva e cognitiva della persona. In questo modo, tramite un lavoro d'equipe con altre figure professionali, nutrizionista, dietista, dietologo, c'è la possibilità di aumentare la probabilità che i percorsi nutritivi siano efficaci. Le azioni previste in questo mio progetto sono su 3 livelli. Ad un livello preventivo, attraverso degli incontri psicoeducativi nelle scuole, dove attraverso dei giochi di gruppo c'è la possibilità di lavorare con bambini e ragazzi sul legame tra cibo ed emozioni. Da un punto di vista di consulenza, istituire la figura, lo sportello psicologico presso i medici di base, presso le farmacie o anche presso lo studio dello psicologo, con 3 incontri gratuiti per i pazienti che hanno delle difficoltà legate al comportamento alimentare. Infine, è da proporre alle amministrazioni comunali dei gruppi di gestione del peso corporeo per giovani e per adulti e invece per bambini e per ragazzi dei gruppi di gestione delle emozioni dove lavorare, oltre che sulle emozioni, anche sul legame tra emozioni e cibo. Per quanto riguarda la fattibilità di questo progetto, una volta esauriti i fondi, si potrebbe comunque chiedere dei fondi alle scuole, alle amministrazioni comunali ed eventualmente anche provare a coinvolgere i servizi delle ASL e infine anche dei contributi economici dell'utenza. Ecco, grazie a tutti della vostra attenzione. Volevo concludere con una frase che secondo me è molto importante: noi siamo quello che mangiamo.